Luciano Benetton dà l'addio al gruppo di famiglia e accusa i manager ai vertici di un buco da 100 milioni di euro. Il 18 giugno Assemblea dei Soci, Edizione annuncia un piano di riorganizzazione, i timori dei sindacati per i posti di lavoro. A Ponzano Veneto, dove il Benetton Group ha il suo centro nevralgico, grande sconcerto, l'appello del sindaco: Luciano torni a fare il capitano, non può abbandonare la nave. Maltempo nella Marca, frane e allagamenti, esondato il torrente Teva, è la sesta volta in 4 anni, denuncia la proprietaria di un'abitazione di Vidor finita sott'acqua. Ancora giovanissimi protagonisti di un episodio di cronaca in centro a Treviso. Studente 17enne aggredito e minacciato da 6 ragazzini che gli portano via il portafoglio. È successo ieri pomeriggio. E una donna di 35 anni trevigiana accusata di stalking nei confronti dell'ex cinquantenne. Lui si è rivolto alla polizia, il magistrato le ha imposto il braccialetto elettronico. Operazione antidroga dei carabinieri di Castelfranco che hanno sequestrato quasi 1 chilo di chetamina, potente allucinogeno usato tra i più giovani soprattutto in occasione di feste e rave party. Il caso degli alunni islamici esentati dallo studio della Divina Commedia di Dante in una scuola di Treviso arriva in Senato, la Lega annuncia un'interrogazione parlamentare. Il Muro di Ca del Poggio ha accolto il Giro d'Italia con centinaia di persone in festa. L'entusiasmo, nonostante la pioggia, ha dominato una delle storiche salite della Carovana Rosa. Nel pomeriggio l'arrivo sul Grappa e la vittoria dello sloveno Pogačar. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3 e dunque ha dato un vero e proprio scossone a tutto campo l'intervista di Luciano Benetton pubblicata sul Corriere della Sera oggi, intervista in cui di fatto annuncia il suo addio al gruppo di famiglia e compie un vero e proprio atto d'accusa nei confronti della dirigenza. Sentiamo la ricostruzione di quello che è successo in questa giornata, in queste ultime ore, dal nostro Lucio Zanato. È un vero e proprio terremoto a tutto campo, l'addio amaro al gruppo United Color di Luciano Benetton, perché quell'intervista pubblicata in esclusiva sul Corriere della Sera colpisce un po' tutti i campi, da quello finanziario a quello economico, fino a toccare anche il sociale, legato al futuro dei dipendenti, dei siti produttivi e relative comunità. Tutto in quella sfiducia verso la dirigenza del gruppo e in particolare a quel manager che viene dalla montagna, che nel 2019 diventa amministratore delegato e poi l'anno scorso, dopo aver rassicurato più volte il signor Luciano, presenta d'improvviso un buco di bilancio che lo stesso Benetton definisce nell'intervista drammatico, intorno ai 100 milioni di euro, e che tutto quello che è emerso, che sta emergendo da settembre 23 è una vergogna, uno shock che ci lascia senza fiato. Accusa pesantissima nei confronti della dirigenza che secondo Maurizio Castro, esperto di crisi aziendali, potrebbe mettere in moto anche la giustizia amministrativa. Il pubblico ministero presso il Tribunale delle Imprese potrebbe avere notizia di una possibile violazione commessa dagli amministratori di quella società, in grave violazione dei loro doveri, tale da meritare una ispezione giudiziaria. Vorrebbe dire che potrebbe andare in amministrazione giudiziaria la Benetton. Che viene commissariata, potremmo usare questa espressione, la Benetton, in base a quello che leggiamo, articolo 2409 del Codice Civile. Nel frattempo è arrivata la reazione dal quartier generale di Ponzano attraverso l'ANSA, in cui Edizione, socio di riferimento di Benetton Group, ha già annunciato la necessaria discontinuità manageriale della società, che sarà discussa nell'Assemblea dei Soci fissata per il 18 giugno. Facile pensare che l'attuale amministratore delegato Massimo Renon dovrà farsi da parte dopo aver spiegato come si è arrivati al buco indicato da Luciano Benetton, anche se sempre all'ANSA le fonti interne precisano che si tratta di una perdita significativa rispetto alle previsioni. Infine Edizione, che ha già investito 350 milioni di euro negli ultimi 3 anni per sostenere la società, continuerà a farlo anche per i prossimi anni. Ma oltre alla storia in se stessa, per Maurizio Castro la vicenda Benetton mette in luce per l'ennesima volta la fragilità manageriale delle nostre aziende. Non sarà più come prima, io sono convinto che le conseguenze saranno rilevanti, perché interroga il rapporto tra la proprietà e il management, il modo in cui il management interpreta la propria autonomia, il ruolo di chi fa revisione dei bilanci, il ruolo di chi seleziona, recluta i manager, il ruolo di chi fa vigilanza. Da questo punto di vista tutti sono aspramente, duramente interrogati da questa vicenda. Possiamo dire che dopo il terremoto delle banche venete questo è un altro scossone alla nostra economia?
Sì, culturalmente forse persino più insidioso, perché le banche avevano una irriducibile specificità. Qui è proprio il campione stesso dell'impresa privata e quindi il campione stesso dell'identità veneta che viene messo in crisi, e quindi da questo punto di vista può avere socialmente e quasi antropologicamente dei rimbalzi molto più forti di quanto non potremmo immaginare. Ed è una situazione in continua evoluzione, questa con continue notizie. La famiglia Benetton, azionista con Edizione, ha comunicato questa sera all'ANSA un piano di rilancio del gruppo con 260 milioni investiti nei prossimi anni, in parte con l'aumento di capitale, in parte con finanziamenti. Questo mentre l'amministratore delegato accusato da Luciano Benetton non commenta ma si prepara ad azioni legali. Ed è shock e preoccupazione naturalmente a Ponzano Veneto, la fabbrica a paese, bomba a orologeria, dice il sindaco, che chiede a Luciano Benetton di non abbandonare la nave. Lo stesso chiedono i cittadini, non può, dicono, finire così. Io spero tanto che Benetton si riprenda e si riprenda alla grande, perché un'eventuale chiusura di Benetton vuol dire che il paese qua muore. Una cosa triste per noi, no? Se noi l'abbiamo sempre sopportato, e spero e ci auguro anche che arrivi a un buon punto di poter risolvere tutti i problemi. A Ponzano Veneto l'annunciato addio di Luciano Benetton arriva come un fendente. È sabato e il suo quartier generale è praticamente deserto. La bellezza di Villa Minelli con le sue barchesse e il prato tagliato all'inglese sembrano quasi una beffa. Una fotografia che fa pugni con la realtà raccontata dal patron, anzi dal paron. 100 milioni di euro di buco, un management che lo ha tradito. È stata veramente una cosa abbastanza forte e credo e sono convinta che sia una situazione che va a danno del nostro comune. Dovrebbe ripensarci, esatto, per il bene del nostro comune, del suo paese soprattutto, del suo paese. Già, ripensarci è quello che chiede senza mezzi termini anche il sindaco di Ponzano. Benetton qui non è una semplice azienda, anche se rivoluzionata negli anni, resta la fabbrica paese. Luciano Benetton deve ricordare da dove è nato, cosa ha costruito e soprattutto cosa può lasciare ancora con il suo nome. Adesso la nave comincia a avere difficoltà. Io chiedo a lui che un capitano risalga in nave e porti la nave in un porto sicuro. Probabilmente non sarà più la nave di prima, però credo che la storia abbia bisogno anche di una giusta fine. Non abbandonare quindi circa 1100 dipendenti trevigiani, buona parte di Ponzano e comuni limitrofi. La preoccupazione per eventuali ricadute sociali è evidente. Qualsiasi sindaco deve disinnescare qualsiasi problema, questa è una bomba annunciata e la mia paura è che venga affidata una ristrutturazione a persone magari anche capaci ma che non hanno il cuore di chi è nato nell'azienda ed è nato nel territorio, perché chi ha il cuore mette anche mano al portafoglio diversamente, ecco. Non è la prima volta che l'azienda si trova a risanare una perdita di bilancio di oltre 100 milioni come quella di quest'anno, e a intervenire per appianare i debiti è stato sempre Luciano Benetton, che non ha mai fatto ricadere pesantemente sui lavoratori e le lavoratrici il prezzo della crisi. Noi come sindacato di maggioranza in azienda tendiamo la mano a Benetton e lo invitiamo a coinvolgere nelle scelte strategiche i lavoratori e il grande know-how presente in azienda a tutti i livelli. Sono le parole di Gianni Boato, segretario generale della FEMCA CISL Belluno Treviso. Preoccupazione anche dalla CGIL, che chiederà un incontro urgente per capire quale sarà il futuro dei lavoratori. Sentiamo. Un brutto risveglio questa mattina per quanto riguarda la notizia della Benetton rispetto al buco di bilancio. Luciano si è sentito tradito perché ha trovato i bilanci che non sono assolutamente a posto, però il rischio che noi corriamo è il tradimento vero, è quello nei confronti dei lavoratori che credono fortemente a questa impresa, fedeli all'attività produttiva. Il rischio che corrono oggi è quello di l'incertezza per il futuro. Noi da lunedì, insieme alle altre organizzazioni sindacali, siamo pronti a richiedere già immediatamente un incontro al più presto per capire la gravità della dichiarazione del signor Luciano.
e successivamente affronteremo sicuramente per quanto riguarda tutti gli strumenti nei confronti delle tutele dei lavoratori. Lasciamo questa ampia pagina dedicata all'annuncio di Benetton, andiamo al maltempo nella Marca, in un'abitazione in particolare allagata a Colbertaldo dopo le piogge di ieri sera. Ai nostri microfoni la rassegnazione di una residente che si è trovata a 40 centimetri d'acqua in casa. E il torrente Teva è esondato per la 6ª volta in 4 anni. C'è rassegnazione mista a disperazione in via delle Grazie 6 a Colbertaldo, frazione di Vidor, dove i residenti di questa zona nuovamente hanno dovuto fronteggiare gli effetti del maltempo. L'acqua in casa per circa 40 centimetri ieri sera. È intervenuta la protezione civile, avevamo 3 squadre che effettivamente ci hanno dato una grossa mano ieri sera. A preoccupare è il torrente Teva che si trova a pochi metri dall'abitazione di via delle Grazie. Dopo l'intervento di ieri, oggi erano ancora in corso i lavori di pulizia. Alla domanda su che cosa ci sia da buttare via, la residente risponde senza esitazione. Tutto al piano terra, mobili, armadi, lavatrice, rasaerba, la macchina per fortuna questa volta l'ho salvata, ma le altre 2 volte è andata sotto, perché ormai siamo diventati bravissimi a difenderci da questa calamità, perché ormai non è più un'emergenza, perché 6 volte in 4 anni non è un'emergenza. La richiesta è altrettanto chiara. L'intervento degli enti preposti, in principal modo il Consorzio Piave. Abbiamo per fortuna avuto il sostegno del sindaco Luciano Fregonese di Valdobbiadene e Mario Bailo di Vidor, ma a tutt'oggi non sono stati fatti interventi significativi, quindi non hanno messo in sicurezza il torrente. Per quest'area, tra le splendide colline del Prosecco, è stata una notte di apprensione, soprattutto per le frane. La nuotata è stata molto difficile per il discorso di tanta acqua sulla località del comune di Valdobbiadene e anche il comune di Vidor. Penso anche gli altri comuni hanno avuto lo stesso problema. Noi la nostra problematica più grande è quella del discorso delle frane. Distacchi si sono verificati tra Follo e Guia sulla provinciale 152, a Moriago della Battaglia in corrispondenza del torrente Raboso vicino alla zona delle Moliane e infine piccoli allagamenti nella zona di Montebelluna e Conegliano. Andiamo ad altra cronaca perché ci sono ancora giovanissimi protagonisti di un grave episodio in centro a Treviso. Uno studente 17enne è stato aggredito e minacciato da 6 ragazzini che poi gli hanno portato via il portafoglio. È successo ieri pomeriggio. Accerchiato da 6 ragazzini, spintonato, minacciato e infine rapinato del portafoglio. Vittima un 17enne. Il tutto accade ieri pomeriggio intorno alle 15, quando lo studente è in centro a Treviso con un amico nella zona tra via Gabriele D'Annunzio e piazza Pio X. Sta acquistando da un distributore automatico del liquido per la sigaretta elettronica quando viene avvicinato da un giovane che inizialmente gli chiede in prestito la tessera appena utilizzata nella macchinetta self-service. Lo studente però si rifiuta di cederla e inizia ad allontanarsi verso via Isola di Mezzo. A quel punto il ragazzo viene raggiunto da altri 5 amici, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni, che allontanano l'altro studente minacciandolo e portandogli via una bibita e i popcorn che aveva in mano. Rivolgono poi l'attenzione verso il 17enne che viene circondato. Prima arrivano gli spintoni sempre più forti, poi le minacce. Uno di loro estrae un tirapugni per intimidirlo ulteriormente. La vittima allora offre al gruppo qualche moneta nel tentativo di convincerli a lasciarlo stare, ma quando gli aggressori vedono che nel portafoglio c'è altro denaro, glielo strappano di mano e scappano. Lo studente, superato lo shock iniziale, raggiunge la madre, alla quale racconta tutto prima di sporgere denuncia in questura. Ancora dunque una rapina ai danni di studenti e ancora una volta protagonisti sono giovani, giovanissimi, incuranti di agire in zone di passaggio e soprattutto in pieno giorno. Operazione antidroga invece dei carabinieri di Castelfranco che hanno sequestrato quasi 1 chilo di chetamina, potente allucinogeno usato soprattutto dai più giovani in occasione di feste e rave party. Si tratta di un allucinogeno che è difficile da reperire e che viene utilizzato principalmente come droga da sballo nell'ambito del divertimento, che sia esso discoteche o rave party.
La sostanza in questione è chetamina, quasi 1 chilo, quella sequestrata dai carabinieri di Castelfranco durante un'operazione contro lo spaccio. La pattuglia in servizio giovedì sera ha colto in flagrante 2 pusher, un 25enne e un 29enne, entrambi con precedenti, nel momento in cui il primo cedeva all'altro una 50 di grammi di chetamina nel parcheggio delle scuole medie di Castelfranco. In una successiva perquisizione i militari hanno scoperto nella casa del più giovane dei due un consistente quantitativo di droga, in parte nascosto nel garage e nel sottoscala. 207 pastiglie di ecstasy, una 70 di grammi di marijuana, quasi 400 grammi di hash e 900 grammi di chetamina. Abbiamo fatto il conto e la droga spacciata avrebbe avuto un valore di circa 180.000 euro per 4.500 dosi. Recuperato anche denaro contante. 900 euro, di cui 640 provento dello spaccio al dettaglio dei 50 grammi che ci hanno fatto intervenire. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la chetamina in polvere veniva lavorata nella cucina dell'abitazione e cristallizzata. Nella casa recuperati anche un bilancino e materiale per il confezionamento. Per i 2 giovani è scattato l'arresto, convalidato per entrambi nell'udienza di questa mattina. Nei confronti del 29enne è stato disposto l'obbligo di firma, mentre arresti domiciliari per il 25enne. Le indagini ora vanno avanti, anche con l'analisi dei 2 telefoni cellulari, per risalire al fornitore dell'ingente quantitativo di droga. E una donna di 35 anni, trevigiana, è accusata invece di stalking nei confronti dell'ex cinquantenne. Lui si è rivolto alla polizia e il magistrato le ha imposto il braccialetto elettronico. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico, provvedimenti presi non a carico di un uomo questa volta ma di una donna, una 35enne trevigiana accusata di stalking nei confronti del suo ex cinquantenne, anche lui di Treviso. La squadra mobile ha condotto un'articolata indagine a carico della donna, appurando che dall'estate del 2023 avrebbe iniziato a perseguitare l'ex danneggiandogli la macchina, la cassetta della posta, molestandolo telefonicamente e lasciando biglietti anonimi fuori dalla sua abitazione. A quanto pare la giovane non aveva accettato la separazione dall'uomo che all'epoca dei fatti era impegnato con un'altra persona e se all'inizio aveva compiuto solo atti dimostrativi era arrivata poi a vere e proprie minacce, tanto da spingere il cinquantenne a rivolgersi alla polizia. Da qui i provvedimenti presi con tanto di braccialetto elettronico che segnalerà eventuali tentativi di avvicinamento all'ex. Nella giornata in cui il Giro d'Italia tornava in Veneto e nella Marca c'erano molti ciclisti in giro oggi. Allora ad Arcade è successo proprio un incidente che ha avuto come protagonisti in negativo purtroppo come vittime dei ciclisti. Un'auto è finita contro delle bici, poco dopo le 13 appunto ad Arcade stavano percorrendo la strada che da Povegliano porta nel comune vicino quando in via Indipendenza un'auto, una Fiat Punto guidata da un 74enne ha investito e ferito un 26enne e un 30enne. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Dalle prime ricostruzioni pare che l'automobilista sia sbucato da una laterale mancando la precedenza, scontrandosi così con un gruppo di ciclisti di passaggio, probabilmente in strada, come detto, in concomitanza del giro. Feriti questi 2 giovani, fortunatamente in modo non grave, ma comunque trasportati al Cafoncello per accertamenti. Per uno di loro, date le condizioni iniziali, è stato ritenuto necessario l'intervento dell'elicottero del SUEM, rilievi da parte della polizia locale. E allora andiamo a vederlo il giro, andiamo subito a tastare con mano l'entusiasmo del muro di Ca del Poggio che ha accolto davvero con centinaia di persone in festa il passaggio della Carovana Rosa, malgrado la pioggia. L'arrivo poi, lo sapete, dopo il Monte Grappa a Bassano con lo sloveno Pogačar protagonista. La pioggia non ha scalfito l'entusiasmo del muro di Ca del Poggio a San Pietro di Feletto lungo la provinciale 67, percorso che oggi ha accolto attorno alle 12:40 il passaggio della 20ª tappa del Giro d'Italia, partito dal Pago e arrivato a Bassano del Grappa. Siamo nel bel mezzo delle colline del Prosecco, in una delle storiche salite della Carovana Rosa. L'attesa, nonostante le precipitazioni, non è stata tradita con centinaia di persone in festa. Bellissimo, bellissimo, è una bella giornata, peccato che piove. Peccato che piove, dai.
Speriamo che vinca l'italiano oggi, dai. Lo sport è sempre bello, unisce tutti quanti e anche sotto la pioggia è sempre bello comunque. E neanche la pioggia ci ferma, perché il Giro unisce l'Italia, bellissima, bello. Io dovevo arrivare in bicicletta ma sono arrivato, ce l'ho qua, bevo una birra, festeggio i ciclisti e poi vediamo, dai, non si molla mai. Mi dispiace per il tempo perché è un po' rovinato tutto il programma, comunque bellissimo, sempre bello il Giro d'Italia, sempre. Accade il Poggio, presenti autorità e addetti ai lavori. Queste sono due belle tappe, due belle occasioni di valorizzazione del territorio, ricordiamoci che il Giro viene intercettato nelle dirette a livello mondiale da quasi 1 miliardo di persone, questi dati che ci vengono dati, ma soprattutto ricordiamolo che il Giro è anche una grande festa di popolo, di promozione identitaria, di promozione paesaggistica, di promozione dei prodotti tipici e delle nostre imprese. Non mancano da queste parti gli appassionati d'eccezione. È bello vedere che ci sia sempre comunque un sacco di coinvolgimento, erano tutti là bagnati, però saldi a guardare la carovana, a guardare il Giro, dunque è un evento che si aspetta, è una tradizione che resta salda. È bello vedere proprio tutto l'insieme di gente che li sostiene, di persone che li seguono, insomma va oltre il ciclismo, è proprio un senso sportivo più ampio. La carovana rosa in precedenza era passata anche a Tarzo, dove anche qui il territorio ha dato il meglio di sé. Tra le realtà che hanno collaborato anche l'Associazione dei Fanti con una mega bandierona tricolore di accoglienza. Ci fermiamo adesso per qualche istante, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Torniamo sul caso sollevato proprio dalla nostra emittente, quello della docente di lettere che ha esonerato dallo studio della Divina Commedia 2 studenti di religione islamica in una scuola di Treviso. Dopo le reazioni bipartisan della politica, la Lega vuole portare in Parlamento la vicenda. Dalla società Alighieri, intanto, proprio di Treviso, l'invito a riconoscere le affinità tra il testo poetico e il Corano. Io insieme agli altri colleghi parlamentari presenteremo un'interrogazione parlamentare sul punto per fare piena chiarezza e per comprendere le motivazioni di questa scelta. Arriverà dunque anche in Parlamento la vicenda che ha scosso e indignato i cittadini e la politica sull'esonero dello studio della Divina Commedia 2 studenti di religione non cristiana da parte di una professoressa di una scuola media del Trevigiano. Il tema ancora scotta e la presidente della società Alighieri invita a riflettere e a studiare il testo. Se è vero che Dante colloca Maometto tra coloro che seminano discordia, questo non significa che il poeta avesse una visione negativa dell'Islam. Nello stesso inferno, nel limbo, colloca addirittura insieme con filosofi e storici del passato anche Avicenna, Verroè e addirittura Saladino, considerandolo un grandissimo generale. E Saladino è il generale che ha occupato Gerusalemme, per cui che però non ha distrutto il Tempio, ma lo ha lasciato rispettando la religione cristiana. E addirittura poi si dice che si pensa che ci siano delle affinità tra la Divina Commedia e il Corano. Affinità che sono da ricercare in un libro storico in cui si racconta che Maometto sia salito al cielo con un cavallo e poi ridisceso perché Allah gli abbia dato l'incarico di diffondere la buona novella. Può essere l'ispirazione presa da Dante, quindi anche Dante arriva al cielo, addirittura cita anche Maometto e l'Islam nel paradiso e poi ritorna e attraversa l'inferno. Quindi voler dire che Dante ce l'aveva con l'Islam, che ha distrutto Maometto, è un voler strumentalizzare Dante e d'altra parte, da parte di chi non accetta Dante come testo perché è contrario alla propria religione, c'è un errore di fondo perché non conosce e non ha approfondito questo testo. E sempre in tema di Islam e Divina Commedia abbiamo incontrato padre Oliviero Svanera, superiore del convento francescano di Treviso, un ordine che ha da sempre cercato il dialogo con i fedeli musulmani. È nella chiesa che custodisce le spoglie mortali di Pietro, figlio di Dante Alighieri, che incontriamo il padre guardiano del convento di San Francesco a Treviso.
perché i francescani sono un ordine che da sempre cerca il dialogo con le altre religioni e in particolare con l'Islam, anche su basi diverse alla Bibbia. Ecco perché secondo Svanera il caso degli studenti esonerati dallo studio della Divina Commedia perché di altre religioni è più un'incomprensione che una scelta ben precisa. Da parte forse del docente il desiderio di venire incontro a chi poteva trovarsi in difficoltà sapendo che la Divina Commedia ha certi contenuti, ma con questo credo che si tratti di uno sviluppo culturale che una scuola è tenuta a portare avanti. Ma per padre Oliviero dialogare non significa subire, ma credere che diffondere la conoscenza apra e non chiuda il dialogo verso le altre religioni. Se ti inserisci in un contesto che è quello di una cultura cristiana, come il nostro contesto italiano, si tratta di far tesoro e anche di conoscere questa cultura. Quindi i presupposti io credo che siano quelli veramente di un'attenzione alla conoscenza di un luogo, di una tradizione, di una storia dove io mi inserisco, quindi innanzitutto poi di un rispetto che ci deve essere nei confronti della cultura che io abbraccio. La Corte Costituzionale vuole farsi conoscere tra i giovani e così il giudice Luca Antonini ha fatto tappa a Padova dove ha dialogato con gli studenti del liceo classico Tito Livio e noi l'abbiamo incontrato. Il viaggio della Corte Costituzionale nelle scuole è arrivato a Padova. Il giudice Luca Antonini, che fa parte della Corte dal 2018 e che insegna all'Università di Treviso, ha dialogato con gli studenti del liceo classico Tito Livio. Un viaggio iniziato l'ottobre scorso da Roma e che poi ha toccato Puglia, Lombardia, Emilia, Sicilia e ora Padova, dove il tema è quello dell'importanza delle donne nella Costituzione. Io vengo qui in questo liceo dove si è diplomata Giulia Cecchettin e il titolo è Il valore della donna. Il valore della donna è stato affermato grazie alle sentenze della Corte Costituzionale che piano piano hanno rivalutato questo ruolo. Pensi che nel 1960 una donna non poteva fare il prefetto. Lo scopo di questi incontri è quello di mantenere viva e accrescere la consapevolezza delle funzioni che la Corte esercita a garanzia dei principi e delle libertà fondamentali e per far conoscere i diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione. La Corte Costituzionale, far capire ai giovani la Corte Costituzionale cos'è, vuol dire far capire cos'è la democrazia, cioè che differenza c'è fra la nostra Repubblica e un'autocrazia come può essere quella russa. Cioè la differenza non è solo le elezioni, perché anche di là ci sono le elezioni. Il problema è che qui c'è una Corte Costituzionale che quando il potere diventa arrogante lo può bloccare, no? E noi dichiariamo incostituzionali le leggi e quindi facciamo capire che non c'è nessun potere assoluto. Un viaggio importante, sottolinea il professor Antonini, perché a volte anche gli adulti non conoscono bene quest'organo dello Stato. Purtroppo è poco conosciuta la Corte Costituzionale, talvolta anche fra i grandi si fa confusione fra la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, ad esempio, e non si capisce questo ruolo che è fondamentale. E sarà presente Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia dell'Agenzia ONU per i rifugiati, insieme al fotografo e attivista inglese Gilles Dale, il lunedì pomeriggio alle 18 nella chiesa di Sant'Ionisto a Treviso per l'incontro pubblico Storia di oggi, promosso dalla Fondazione Imago Mundi. L'incontro si svolge sotto il patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Dale, fotografo, scrittore e attivista, parlerà della sua straordinaria esperienza professionale e umana nelle zone di conflitto più aspre e nei campi per rifugiati. L'ingresso all'appuntamento è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, prenotabili tramite Eventbrite, per cui attenzione. Allora, 1 o 2 giorni, quella che vive Treviso, dedicata allo stile di vita sano e alla prevenzione, che culminerà domani nella Longevity Run. Coniugare sport e salute con un obiettivo che è un po' la vera nostra missione, che è quella di uscire dall'ospedale e comunicare sul territorio, sulla piazza. Questi gli obiettivi della Longevity Run, voluta dal professor Landi per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e a uno stile di vita sano, soprattutto in un paese come il nostro, sempre più anziano. Proprio perché invecchiamo, dobbiamo invecchiare bene. Un evento sportivo a carattere ludico-motorio arrivato alla sua seconda
seconda edizione che fa tappa a Treviso, unico appuntamento per il nord-est, per una 2 giorni che si è aperta in Piazza Indipendenza con il villaggio della prevenzione, dove è stato possibile sottoporsi ad un check-up gratuito. Portare l'attenzione al proprio corpo, alla propria mente, alla propria capacità relazionale, dedicarsi qualche minuto per fare un check-up, come in questo caso, in piazza. I cittadini hanno così potuto misurare la pressione, la glicemia e il colesterolo per una valutazione del loro stato di salute. Viene sintetizzato con un numero che potrà essere anche in futuro. Ogni anno replicheremo questa iniziativa anche per il singolo, vedere anno dopo anno come evolve il suo stato di salute. Parallelamente all'evento in Piazza Indipendenza, nel centro studi Achille, lì da Lorenzone è andato in scena il congresso scientifico divulgativo dal titolo Alla conquista della longevità in salute. Domenica, infine, la manifestazione podistica della Longevity Run con partenza da Villa Carisi e arrivo al Circolo Ospedalieri con 2 percorsi da 6,6 e 10 chilometri, appuntamento che può contare su un testimonial d'eccezione. La Longevity Run arriva a Treviso, aperta a tutti. Maschi, donne, papà, mamme, bambini, tutti quanti, venite a trovarci. Appuntamento domani dunque, adesso invece andiamo nel Bellunese per tornare a parlare di Giro d'Italia. Riavvolgiamo il nastro di questa penultima tappa, bellissima tappa del Giro d'Italia, perché partiva proprio dall'Alpago. Le emozioni del grande ciclismo nella conca dell'Alpago, sponde del lago di Santa Croce, che hanno fatto da palcoscenico naturale alla partenza della tappa Alpago-Bassano, 20ª e penultima, come detto, di questo Giro, vinta dal fulmine rosa, sempre lo sloveno Pogačar. Il grande giorno è scattato, che non erano nemmeno le 7 di questa mattina. Adrenalina alle stelle per gli appassionati di ciclismo, orgoglio per l'Alpago intiepidito da un timido sole, durato giusto il tempo della festa nel villaggio allestito nel parcheggio della spiaggia di Farra. La carovana rosa è tornata nel Bellunese, emozionante come sempre, pur orfana delle salite dei passi dolomitici. Sindaco, Alpago ce l'ha fatta? Finalmente sì, ce l'abbiamo fatta, siamo qui. È stato un lavoro importante in questi mesi, però è andato tutto bene, sta andando tutto bene. E siamo tutti pronti, il paese si è tutto vestito in rosa e quindi siamo molto felici, siamo tutti contenti. Sotto il palco allestito per lo show un fiume di gente, un grandissimo investimento per un altrettanto grande ritorno d'immagine di cui c'è tanto bisogno. Il Giro è una vetrina internazionale, non è solo una manifestazione sportiva, ma è la festa di tutti i territori e quindi siamo qua tutti assieme e siamo molto felici. È una bella vetrina, fra l'altro abbiamo il lago pieno, quindi anche le immagini saranno assolutamente spettacolari, una bella occasione di visibilità per far conoscere il territorio dell'Alpago nel suo splendore, massimo splendore. Un calendario fittissimo di eventi ha scandito l'avvicinamento alla partenza di tappa e cultura e sport andranno a braccetto fino al 18 agosto per la celebrazione della 30ª edizione del Giro del Lago. La Conca merita un plauso perché in questi mesi ha lavorato tanto e penso che ci faccia invidia un po' il territorio, perché come si dice, insomma, non c'è Veneto senza Giro, ma noi diciamo se non c'è Belluno il Giro non può andare avanti. Tra 2 ali di folla e sotto una pioggia scrosciante la partenza di tappa è stata salutata da applausi e dall'incitamento ai campioni, occhi puntati sul leader indiscusso del Giro, lo sloveno Pogačar, che anche oggi si è donato al Giro d'Italia. I primi 50 chilometri contrassegnati dal maltempo. Dopo un avvicinamento pianeggiante con il solo muro di Ca del Poggio, i ciclisti hanno scalato 2 volte il Monte Grappa dal versante di Semonzo per ridiscendere e proseguire sull'arrivo a Bassano. A Farra la festa è stata grande, pur se sporcata, diciamo così, dall'assenza inspiegabile delle navette garantite da Dolomiti Bus. Già dalle 9:30 la circostanza ha costretto in molti a rinunciare allo spostamento a piedi, soprattutto anziani e mamme con bambini. Enorme lo spiegamento di forze dell'ordine, massiccia la presenza dei volontari a sovrintendere al corretto svolgimento della festa prima della partenza della tappa Alpago Bassano del Grappa. Tra i tifosi l'incontro con lo zio di Andrea Joker Vendrame di Conegliano, vincitore ieri della Mortegliano Sappada.
Voi da dove venite? Da Santa Lucia di Piave, proprio dal paese di Andrea Vendrame, che ha vinto ieri, quindi sono anche lo zio. L'incontro casuale con lo zio del joker da Conegliano, il 29enne Andrea Vendrame, che ieri, approfittando del riposo di Pogacar, si è lanciato in una fuga solitaria da grande campione alla conquista della 19ª tappa, la Mortegliano-Sappada. Sono felice, è stata un'emozione indescrivibile, cioè proprio non ci sono aggettivi che mi hanno messo in imbarazzo, mi sono cadute perfino le lacrime, quindi è stata una bella emozione. Oggi con Pogacar sui pedali non c'è stata storia, il tifo alla partenza di tappa caloroso come da tradizione. Il Giro d'Italia è un amore infinito. Lei di dov'è? Io sono nata in Argentina. È argentina? Sì. Per chi tifa? Per tutti, perché mi piacciono tutti, comunque è un sport che appassiona tutti, dai piccoli a grandi, è infinito. Complimenti per la tenuta. Grazie, abbiamo anche noi una squadretta, siamo qui con i ragazzi, fanno la sfilata, poi speriamo di vedere qualche ciclista vicino. C'è anche il nome della squadra, facciamo? Winner Bike. E di dov'è? Santa Giustina, Belluno. Il Giro è sempre una grande emozione. Certo, bellissimo, una festa meravigliosa, siamo stati fortunati con il tempo, pensavamo peggio. Imponente la macchina organizzativa che come sempre ha visto in prima fila forze dell'ordine e volontariato. Siamo una bella squadra. In quanti siete più o meno? Ma dunque, con l'aiuto della provincia come Protezione Civile ANA saremo una 50, come sanitari abbiamo 2 ambulanze ben dislocate, poi anche i carabinieri, i volontari e anche la polizia. Diciamo siamo tutti dislocati della strada. Alla partenza un gruppo di giovani ha esposto una maxi bandiera della Palestina, un messaggio inequivocabile di solidarietà e vicinanza a un popolo massacrato in un contesto di silenzio del mondo occidentale. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, una buona serata allora e una buona domenica, arrivederci.